and Girls di Pixie Lot all'interno di Alla Catalla di oggi. Come diceva una canzone, squilla il telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Iachino, me ne sono accorto. L'ho capito immediatamente. Sto abbastanza bene. Sto sentendo che c'è freddo dopo. No, non si sta malissimo. Noi siamo qua in Svezia con freddo e Parigi. Cioè in Svezia, Parigi. Freddo e Parigi. Ma Parigi non è in Francia, scusi. In Svezia. Voi siete in Svezia dove il freddo è Parigi. Ho capito, mi scusi, ma non avevo seguito benissimo il discorso. Siamo belli, cavolo, codolati. Siamo accodolati. Che in questo letto di ospedale. Ma non mi dica sta cosa. Mi creda, guardi, io mi stai recreando la vita. Ma scusi, ma almeno sta facendo della terapia. Un momento, sì, non mi farà male, biondina, non mi farà male. Piano. No, c'è la biondina qua che mi sta fando la cura. Ma io le volevo chiedere, ma perlomeno sta facendo un po' di terapia. Ma fai male, così tutti l'ugna. Ma glielo dica, sto parlando al telefono, non disturbare. Sto parlando al telefono, così è famoso. Ho passato. Me la passi. Fabio Formosa. Toyota? Scotch? Ha detto chi era, ma che la cosa. Sì, esatto. Infatti, bene, ecco, vabbè. D'accordo. Allora, dicevo, quantomeno però sta seguendo un po' la terapia. Ma voi? Lei, no? Ma quella terapia, ormai noi siamo abbiati tranquilli, ma ancora più niente abbiamo, siamo guariti. Ma allora che ci fate ancora lì, scusate? Diciamo che abbiamo mal di testa, ma dico, ma funziona in questo modo? L'altro giorno, sai che figlio, ci misi io un poco di pepe sotto la naso a Orazio, ma non avevo perché 14 volte io ho capito. Ho capito. Orazio beve però questo è importante. Ci farò fare l'aerosol. L'aerosol che ci farò fare, però che filetto da baccalaro. No, ma che schifo! Però fa bene, ma che schifo, ma che lo dice a tutti ignori, capito? Ma guardi, sì, ma io non l'ho mai sentita questa cosa dell'aerosol con baccalaro, la fine del mondo. No, non deve essere il massimo della vita, secondo me. Ascolti a me, che lei non ha esperienza, ma l'aerosol con baccalaro viene alla fine del mondo, ce lo dico io. Ma con l'uva passa o senza? Sì, con l'uva passa. Cioè così, no, così è in naturale, pietra. Baccalaro al naturale. Ho capito, vabbè. Capito? Bene. Meraviglioso, scusate, cambio mano. Ma perché deve cambiare mano, scusi? Sto facendo la manicure. Sto facendo la manicure. Per un attimo. Tutte le pellicine dell'ugne. Ma scusi, ma lei originariamente per cosa si è ricoverato? Cioè adesso non per sapere gli affari suoi. Mi hanno ricoverato per un ugno incarnito. Vero, me lo aveva già raccontato. 30 giorni di prognosi. 30 giorni? 30 giorni per un ugno incarnito. 30 giorni. Siamo andati a Svezia, cioè che siamo a Catania. No, vabbè, insomma, magari che stanno morendo. Mi sembra però eccessivamente così, insomma. Ma qua è la fine del mondo. Sì, scusa un attimo, qua biondina. Oh, ma che vieni qua biondina, ma dico, ma insomma, siete in un ospedale o siete in un Scusa un momento, senti, fallo bello caffè. Ma dai caffettiera solo, abbiamo una caffettiera che se la portiamo sempre spesso, no? Classico. Non andare a Svezia, noi dobbiamo pigliare un caffè svedese. No. Sciacquatura di tutto. Vabbè, ma insomma, ma neanche tanto, io l'ho assaggiato. Farò che faccio, puttoso con cucchiaino prima. Chiudilo, brava, chiudi. Perfetto. Metta a fuoco lento, piano, che dall'acqua bucchiere piano, posso tempo. Però se posso permettermi, insomma, non è il caso di divulgare queste cose, cioè le tenga per lei queste cose. Scusa un momento, Orazio, tutto a posto? Ok, si stanno alla tenda con l'ossigeno con 2 svedesi? Cioè mi faccia capire, lui era dentro una tenda con l'ossigeno. La tenda con l'ossigeno, per farlo respirare di più, per farlo respirare che deve avere tipo l'ansia, no? Se sono le ragazze svedesi, si spogliano e si vestono e si spogliano, in modo che Orazio si emoziona, diciamo, e respira più profondamente, capito? Bene, senta. Una cosa meravigliosa. Ascolti, mi fa una cortesia. C'è un medico. Viene a trovare. Esatto, stavo per chiederle questo. C'è un medico a portata a portata ottica. Un momento, se non esce dal frigidaire, dottore. Ma come il frigidaire? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Poi ascolti. Io da questa mattina ho un dolore al piede sinistro, non è che per caso c'è un posto per me? Io voglio. Chieda. Senti, c'è un amico buono. Ecco, bravo. Buono. Un amico che c'ha il piede sinistro che si fa male. Ecco. Dice che ci pensa il dottore Micca. No, scusi. Micca si chiama, Micca.
Ma scusi, però vorrei capire una cosa. Intanto, perché per me deve pensarci il dottore e per voi invece dottoressa e infermiere? Ci pare che poi per esempio ci pensa un dottore Calamaro. Ah, ho capito. Invece per le unghie ci pensa l'infermiera Biondina. Ah, hai capito? Quindi mi sono giocato la carta sbagliata al momento sbagliato. Ce lasci il posto lì? No. Se lei lascia il suo posto, sì, cioè vengo al suo posto con le stesse infermiere. Una stanza libera del reparto homosex. No, la ringrazio. Io piuttosto quattro mattina sentevo un puntello nel suo reparto, io non ci entro sotto mai, però sento un puntello che nei quattro mattina, cavallo, no, guardi. Scialono. Se ho la possibilità di scegliere, preferirei sinceramente la tenda d'ossigeno. Allora lei per la tenda ossigeno fare una cosa. Che devo fare? Che è una bella macchina che c'è con scotch. Che bellissima, guardi. Se la assicura ne messo un palo, così lei risolve due problemi. Ma la smetta. Uno che gli dà la macchina. Ma la smetta. Secondo, se rompi il setto nasale. Ma la smetta. Invece va alla tenda con l'ossigeno, c'è le ragazze che si spogliano, si vestono, si spogliano. Guarda. C'è una che ha un vari occhi, quinta misura, chissà, misura. Gli occhi, quinta misura. Lei sta facendo un po' di confusione. Ma Puppiti che cosa? Tanto c'è la pacca. Ma pacca che? Ma pacca che? Ma si usa. Ma guardi che io sono stato tante volte da quelle parti e non mi sono mai permesso. Sì, ma non mi sono mai permesso di salutare la gente con Poppete, ma che è? No. Io avevo qualche sospetto, ma lei ora mi sta Senta, ascolti, guardi, ma lei chieda a chiunque, ma chieda a chiunque, non si permette nessuno. Quando uno che viene a casa non fa Puppiti, che non c'è il colpo della pacca, voi come lo considerate? Ecco. Calamaro, ha detto Calamaro. Vabbè. Ora io avevo sospetti, ma non immaginavo che lei a questo punto. No, guardi, state facendo un'enorme confusione. Probabilmente. Orazio, sì, vabbè. Orazio, ora una pausa di 5 minuti, però. Non comincia a cucinare, Orazio, che cuciniamo noi ora. Non avevo dubbi. Ormai cuciniamo noi, siamo stanchi. Oggi che cosa prevede la tabella alimentare? Oggi c'abbiamo insalata di patate, ucchiute e con fasolino. Insomma. Che abbiamo fatto arrivare direttamente da Catania. Ecco, c'è un amico nostro che fa import-export. Sì, di fagiolini. Porta patate, fagiolini. Porta arance, melone. E che cosa? E poi si torna a porta invece i bastoncini Findus. Ecco, belli e pronti. Tutti i bastoncini Findus che andate a Catania sono tutti questi del nemico. dell'amico suo. Bene. Si chiama Pippo Bastoncino. Pippo Bastoncino, manco a dirlo. Beh. Che fa, la saluto? Io la saluto, la ringrazio, però. Un attimo, Biondina, alza la tavola, vai. No, ma addirittura. Alza la tavola. Sì, però. Mette il ciumino al centro. Sì, esatto. Di lato. Però i piatti tutti della chissà che a mangiare colino, cosa. Però mi faccia una cortesia, giusto per una forma di rispetto e anche per non farci riconoscere. La smetta con queste pam, pac, puff. Oggi pomeriggio c'ho la terapia. Che terapia deve fare? C'ho la terapia perché mi hanno trovato un neo. Sapi certo volte sì, bisogna fare attenzione, è vero. Questo è un neo nuovo, si chiama un neo. Un neo. Ho capito. Un nuovo neo e un neo. Neo. Io allora c'ho questa terapia che mi devono controllare, mi devono fare, e poi c'è la terapia del neo. C'è una ragazza che si setta su, c'è il neo che anda avanti, si setta, io devo fare, si setta e si setta, fino a quando questo neo scompare. Senta, io la saluto, guardi, veramente, sono senza parole e sono anche un po' vergognato per lei. Ma la smetta, vieni qua Biondina, buona giornata, ci risai, ma Puppiti cosa?